ruggine cadeva, ma sotto c'era il vuoto, buchi nel pianale che sembravano un ricordo storto. Ho acceso la saldatrice, imparando a sbagliare, la miera che si piega a mano. Hola a tutti ragazzuoli, bentornati in questo nuovo episodio che sarà composto solamente di una giornata, ahimè, e io adesso non so se magari voi sentite la mia voce come ridotta, ma purtroppo sono stato male. Mercoledì sera ho avuto la febbre. Questa settimana è la settimana in cui io domani vado alla fiera del camper con il T5 che voi già avete visto il video, e mi ero preso giovedì e venerdì di ferie per venire qua a lavorare, ma ahimè mercoledì sera mi è venuta la febbre, come vi ho già detto, e ieri ero distrutto, cioè non ce la facevo, anche se volevo venire lo stesso. Però bisogna anche imparare quando fermarsi un attimo e riposare. Ho fatto tutto il giorno a letto, al poltrire, a guardare film e serie tv, e a riposare comunque non ce l'avrei fatta perché ho avuto tutto il giorno mal di testa. La febbre dopo non mi è più venuta, però è stato meglio così, perché così capitano queste cose e basta. Mi è sempre andata bene che mi capitava durante la settimana, quindi non perdevo le giornate dedicate a venire qua, però sento anche tutto ovattato ancora. Vabbè, non sono al top delle forme, comunque non dobbiamo fare lavori pesantissimi, quindi per quello che dobbiamo fare ce la faccio. Terminiamo di dare l'antirombo nelle poche zone dove c'è rimasto dallo scorso episodio, e una volta terminato non mi metto a fare adesso il lavoro del serbatoio perché non ne vale la pena avendo solo oggi a disposizione. Quindi credo che continueremo a bloccare, a fissare bene i tubi dell'olio nella parte qua dove scendono i tubi. Nel caso cambiamo anche la parte del freno a mano che ho comprato presso di ricambio. Non so se ve l'ho fatto vedere, sarebbe questa parte qua, che è la parte finale proprio, dove qui va a agganciarsi proprio a freno a mano dove tu tiri la leva. Visto che l'avevo quasi del tutto smontato, avevo detto vabbè, cambiamolo a sto punto. Quindi abbiamo qualcosina da fare e quello che si riesce facciamo oggi. Quindi scusatemi anche per il fatto che verrà un video breve, un episodio breve solo della giornata, però ahimè è andata così questa volta, perdonatemi. Non posso neanche urlare che mi è venuto anche mal di gola. Quindi dai, è prestissimo perché ho cercato di recuperare un po', visto che ieri ho anche dormito. Sono le 7:58. Adesso preparo l'antirombo e comincio a spennellare e terminare. Quindi dai, c'hai già le bande, iniziamo. Ragazzuoli, madonna, questa voce, vabbè, non so se voi sentite la differenza dalla mia solita voce. Niente, praticamente ora di pranzo e ho quasi terminato, però sono andato a riprendere tutti i vari punti che avevo lasciato dietro, perché man mano che guardavo, dico c'è qua, c'è anche qui, quindi sono andato a ripassare i punti indietro. È un po' complicato la situazione perché ovviamente la parte posteriore del frigone è molto più bassa, quindi ci passo sotto a malapena. Infatti comunque poi sarà da ritoccare meglio una volta che si ha più spazio in alcuni punti, ma vabbè, non rimarrà molto. Allora, questa zona qua era quella che sono andato a fare oggi, tutta la parte laterale, tutta qua che era abbastanza imboscata, perché c'ho lo scarico che mi dà, che è sempre in mezzo, come sempre. Poi ho inserito il supporto nuovo che avevo comprato e l'ho messo qui dietro, e tra il supporto, lo vedete comunque, tra il supporto e il telaio ci ho messo della gomma in mezzo, in modo che c'ha quelle, non so se serve sul serio, però era per non fare metallo su metallo che comunque si intrufola l'acqua e magari inizia a arrugginirsi il supporto e trasmette la ruggine sul telaio. Quindi così li separiamo e credo che sia la cosa migliore. Dopo non so se veramente serve, ma io ce l'ho messo. Poi qua dietro ho dovuto spostare tutto quello che avevo qua imboscato, c'è serbatoio, albero eccetera, che vabbè tanto dovremmo comunque spostarlo, per infilarmi qua e mettere l'antirombo qui dentro, che adesso cose così riesco a far vedere bene. Comunque ho quasi fatto questa zona qua. Quella, per chi non lo sa, non si ricorda, era una zona veramente messa malissimo, soprattutto qua in alto dove ci abbiamo messo noi il convertiruggine e
il fondo e adesso lo riempiamo di antirombo. Stessa cosa qua, ma devo ancora iniziare perché mi era finito l'antirombo, ma non ne vale la pena. Questa qua dietro sinceramente non mi ricordavo più, ma appena mi sono messo a fare un controllo mi è tornata in mente, quindi è noioso perché è da stamattina alle 8 che sono lì che metto antirombo, però comunque è una roba da fare se voglio terminare, come ben sapete, il lavoro alla perfezione. Meticolosamente come sto facendo. Quindi finisco di mangio, dopo riempio i barattoli antirombo e termino quella parte lì. Vediamo quando finisco che ore si fanno e eventualmente vedrò il da farsi. Comunque dai, non sto sentendo tantissimo i dolori muscolari che ho avuto perché comunque non sto facendo questi grandi sforzi. Per fortuna è almeno un lavoretto tranquillo, anche se dopo in teoria se riusciamo a mettere un po' le clip per i tubi sarà un po' un casino, ma va bene, dai. Comunque non sono sforzi estremi. Quindi ci becchiamo dopo con qualche aggiornamento vediamo nel pomeriggio cosa faccio una volta terminato l'antirombo. Ragazzoli, eccoci qua, ho terminato tutto l'interno qua che era abbastanza imboscato da tutti i lati possibili, sia a destra che a sinistra, ovviamente abbondando. Niente con le parole oggi, sì, non solo oggi, sempre. Vabbè, e niente, è stato un po' noioso, però è fatta anche questa. Anche perché ho dovuto spostare, come vi ho detto prima, tutta sta roba che era qui sotto in attesa, compreso il differenziale. Adesso rimetto la roba a posto qui sotto che non dà fastidio e adesso ho deciso di iniziare a sistemare tutto questo malloppo per come l'ho messo in origine. Quindi vabbè, i cavi li rimetto come erano prima con le sue clip e tutto, fascette, che ho quasi salvato tutto tranne una, però vedrò come fare. E soprattutto i tubi nell'olio, adesso li vedete qua fascettati tutti insieme, che bisogna fissarli nei suoi fori, che oddio l'ombra scusate, che dovrebbe essere uno questo, vabbè ci sono 3-4 fori, e anche fargli fare qua la curva. Ecco, mi sono dimenticato di passarlo lì in quella zona che ho pulito, mannaggia, vedete sempre qualcosa sfugge. Vabbè, farlo un'altra volta. Devo anche controllare qui dentro, che forse voi vedete, forse è quasi anche tutto a posto, però devo controllare, mi sono dimenticato. Vabbè, sarà comunque da riprendere, sì, il cuscino ce l'ho lì dietro. Sarà da riprendere in mano di nuovo l'antirombo, però che palle. Vabbè dai, pazienza. Dai, comincio a cercare di sistemare qua tutto il malloppo. Ragazzuoli, eccoci qua, sono le 6:30, ma ho quasi concluso il fissaggio completo dei cavi, dei tubi, scusate. Come potete vedere qua ho seguito la linea il meglio possibile. Adesso vi ho fatto fare il giro originale, mettendo le clip, queste che vedete bianche, tutte nuove, fino a qua. Mi manca solo un paio di clip di quelle aggiuntive che ho comprato a 2, con queste nere che vedete, che in alcuni punti, visto che i tubi sono morbidi, ma una volta fissati sono veramente duri da modellare, fai una fatica assurda. Allora in alcuni punti dove era un po' più vicino, per evitare qualsiasi problema futuro, vibrazioni che si tocchino, ci ho messo le clip che avevo preso su AliExpress, molto contento di questo acquisto. Messe anche qua perché erano tanto vicine, perché credo che ne metterò un'altra qua, in modo che questo non tocchi questo. Qua non ho trovato altro modo diverso di fare il giro, perché non è così semplice. Comunque dai, sono contento perché è stato un po' un lavoraccio, perché fare le pieghe sono veramente duri una volta fissate. Però dai. I cavi invece li ho lasciati, non ho fissato niente perché mi sono dimenticato che in realtà io volevo passare un nuovo corrugato dove mettere questi 3 cavi qua. Sarebbero da seguire, ma non so bene cosa facciano. Volevo mettere questi 3 cavi dentro il corrugato da proteggerli e inserire anche questo qua, che è l'alimentazione che era dell'ex Febasto. Ho guardato la misura, prenderò un corrugato da 25 in modo che li proteggiamo, e per un futuro qualsiasi passaggio di cavo che potrà servire ad arrivare fino a dietro abbiamo il corrugato pronto, dove basta infilare la sondina e lo passiamo. Qui dai, qua è praticamente quasi fissato tutto, vabbè, i tubi del gasolio, ma quelli c'è la clip e tutto. Il lavoro più rognoso era questo di tubi, quindi buono. Ho messo la clip anche qua perché mancava, perché non mi bastavano l'ultima volta, e ho messo anche un altro di quelle a 2 qua, in modo che per qualsiasi motivo non vado a toccare questa staffetta. Comunque guardate, non si muovono, sono più che soddisfatto. Mancherà il pezzettino che va qui sotto, ma quello lì vabbè non dovrebbe essere complicato, e con i tubi e l'olio siamo a posto. Bene,
questa giornata è terminata, dai, anche se è stata una sola giornata purtroppo di questa settimana, però l'ho sfruttata al massimo, quindi mi dispiace se avete visto poco, però è andata così. Bene, io sono stra emozionato per domani che andrò alla fiera con un camper per la prima volta e proverò questa esperienza. Ripeto, voi avrete visto già i video e vediamo come andrà, sono veramente curioso e stra emozionato. Quindi vi ringrazio se comunque avete visto questo video. Settimana prossima terminiamo il tubo e dovrei prendere già il coniugato, mettiamo tutto il passaggio dei cavi fatti bene e sicuramente penso che al 90% cominciamo a svuotare il serbatoio, a pulirlo, perché adesso parte l'atto di rimontaggio di quello che abbiamo smontato per poi rimettere tale in moto finalmente e tirarlo giù da queste pedane. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona serata o giornata. Ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Se vi va per supportarmi, oddio, la voce, visto che sono venuto anche a lavorare, voi non c'entrate niente, però supportatemi lo stesso, mettete un like e iscrivetevi al canale se vi va. Quindi ci vediamo alla prossima settimana e hola!